Allora, diciamo che tutto quello che è stato detto ha messo con chiarezza sul tappeto le questioni, i temi, e anche, diciamo, l'intervento di Portinaro, degli indicatori, no? Per affrontare questa realtà abbastanza vista di primo acchito, differenziata, indominabile, eccedente, perché qui siamo dinanzi a una dimensione che dico eccedente. E questa parola eccedente ricorre spesso nel libro di Roberto. Bisogna vedere come la si gioca questa idea di eccedenza. Ora, ritornando al libro un attimo, e poi su questa linea dell'eccedenza svilupperò un mio tipo di ragionamento, direi che il libro, nella sua struttura di fondo, nella sua composizione, e chi lo leggerà se ne accorgerà, è un libro enciclopedia. Cioè ci sono dentro tutti quei nomi evocati, c'è dentro, diciamo, una enciclopedia novecentesca fondamentalmente continentale, usando una distinzione classica tra gli analitici e i continentali. C'è questo background intenso, molto forte, ma continentale. Questo per dire qual è la precomprensione entro cui questo libro è cresciuto. E questo è molto importante perché dove stai nascono le domande. Probabilmente se Roberto avesse avuto un'altra precomprensione, le domande sarebbero state altre. E questo è già importante per la comprensione del libro, perché lo collochi e non chiedi al libro dimensioni che non ci sono nel libro, perché non c'è il background che poteva far produrre domande diverse. Questo come collocazione. Ma dentro questa collocazione è un libro enciclopedico, cioè Roberto discute intensamente tutte queste diverse posizioni, e questo evidentemente voi lo potete registrare leggendo, non sono cose che si possono raccontare. Questo, come dire, è l'orizzonte della cosa. Poi, entrando nel merito del libro dal punto di vista teorico, è strutturato in due tempi. Per un verso la narrazione della dissoluzione, cioè che cosa è andato in dissoluzione. Infatti, se voi leggete queste nuove istantanee, sono sostanzialmente esiti di un processo che si consuma. Ogni istantanea ha una costante. I contenuti sono diversi, ma in ogni istantanea è rappresentato un processo che si consuma. E poi, in questo libro, ed è raro che negli scritti di filosofia politica o di teoria si trovi questa modalità di scrittura, ma ve ne accorgerete. Io addirittura all'inizio volevo fare un conto, documentarlo. C'è un'infinità di punti interrogativi. Cioè dire, è un libro che a partire dalla risoluzione del processo apre domande. E quindi la forza del libro è di dire al lettore: io non ti do una prestazione, entra in questa domanda e vedi che cosa puoi fare con la tua testa. E questo io l'ho apprezzato moltissimo rispetto a codici di scrittura dove tu hai, e molti autori con cui lui discute hanno questo vizio, di essere assertori. La caratteristica, direi, della finezza, forse dello spirito greco, è di trasformare in domanda quello che la sua fonte dice in modo assertorio.
E questo è molto importante. Perché in genere la dimensione assertoria ha, si parlava dei greci, un forte potere persuasivo ma un basso potere analitico. Qui invece noi ci troviamo dinanzi a questo universo in cui il racconto, no, di soluzioni nei vari ambiti e nei vari contesti fa fiorire una massa enorme di domande e quindi il lettore è convocato ad una risposta. E questo io lo ritengo particolarmente importante. Non so se ti ho interpretato bene, ma poi tu te lo racconti dopo. Ecco, veniamo quindi alla questione teorica prima, di cui si è parlato fino adesso, cioè frammento e sistema. Ora, l'esempio che ha portato Portinaro è illuminante. Quando noi ci troviamo dinanzi al frammento? Quando percepiamo il frammento? Dopo un fatto esplosivo, cioè se cade il vaso e si frantuma. Allora lì tu vedi il frammento. C'è la botta, c'è il frammento. C'è la bomba e ci sono le macerie. Diversa è la cosa se tu consideri il processo dal punto di vista evolutivo. Perché quello che da un punto di vista prima facie può sembrare frammento, in una logica evolutiva è processo. E come Roberto sa e mi conosce, io batto questa strada nelle mie venere. Cioè dire, tu hai la fissità di un sistema, la rappresentazione di un sistema che esplode e tu ritieni che la logica ricostruttiva non ci sia più. Mentre nei processi evolutivi i fenomeni di decomposizione preparano riassetti che non sono soluzioni, ma sono quelle dinamiche che tu devi abitare per poter trovare le soluzioni adeguate alla trasformazione. Perché è chiaro che se tu guardi il frammento la risposta è la reazione. Se tu stai nel processo, la dimensione è vedere che cosa nel processo ha dimensioni di fecondità, di sviluppo o cosa ha dentro di sé fenomeni di dissoluzione. Cioè le dinamiche trasformative o le dinamiche entropiche di un processo. Ora Portinaro ha citato quel filosofo, sarò qui molto breve, che è decisivo nella storia dell'Occidente e dell'Europa. E dove questa cosa che io sto dicendo si vede. Ed è appunto Hegel. In Hegel c'è una dimensione cumulativa delle forme. Lo si vede magnificamente e facilmente nella fenomenologia, ma lo si vede anche nella filosofia del diritto. C'è una storia delle forme che si ricompongono in una sistematicità più grande, con una gerarchia, ma soprattutto, a differenza di Hobbes, dove ogni cosa è una rotellina di un sistema, qui sono forme organiche di un processo che lui vuole leggere e tenere insieme. Questo processo, questa cosa nasce da quest'altra, è la risultante della trasformazione della precedente. Perché a un certo momento un pensiero organico evolutivo che vuole tenere insieme cede? Per due ragioni. Perché la connessione tra le forme è forzata,
perché le vuole tenere insieme indipendentemente dall'accertamento di una evoluzione concreta. C'è una sorta di passione di sistema che surdetermina, e dall'altro le forme che tiene insieme non sono tutte le forme possibili. Ecco l'eccedenza. La penna del dottor Cook dove la metti? Il singolo di Kierkegaard dove lo metti? C'è un passaggio di Hegel, non ricordo, credo sia nella filosofia del diritto, che tutto ciò che è soggettivo lo turba, è invasivo. Ecco, il tentativo massimo di sistema esplode per un'eccedenza. L'eccedenza che lui vuole dominare attraverso una prepotenza speculativa, ma c'è troppo altro per stare in quel sistema. Ed esplode. Da questo punto di vista credo che uno tra i libri più alti di storiografia filosofica, anche se per molti versi è superato, ma il grande libro di Löwit, da Hegel a Nietzsche, La frattura rivoluzionaria del secolo XIX. Quello sì che è un grande libro, perché ti racconta come questo tentativo di sistema lo regge. Allora, servo padrone diventa Marx, la coscienza infelice diventa Heidegger, diventa Kierkegaard, e così molto altro. Ecco perché dico Hegel, perché in Hegel fondamentalmente è quella modernità raccontata in tutte le sue forme da Portinaro, cioè quella giuridica, quella economica e quella tecnica, che ormai è giunta ad una maturità tale che non riesci più a tenerla insieme in un sistema organico che leghi ogni punto con un altro punto, in una simmetria in cui, legando un punto con un altro punto, tu hai la rappresentazione di sistema o il portare a trasparenza totale il processo. L'eccedenza non permette di portare a trasparenza sociale il processo. C'è sempre qualcosa che non entra dentro, ma con cui tu devi fare i conti. E non entra dentro perché non la riesci ad includere, pur sapendo in qualche modo per esperienza che c'è. Ma non entra dentro perché c'è un novum che improvvisamente insorge, e questo particolarmente nella contemporaneità, questo sì che è un dato della contemporaneità. Se c'è un punto rispetto a cui ci si può spostare da Tucidide, pur essendo quelli vettori, è che la caratteristica della contemporaneità ha dato alla Tüke una dimensione che non c'era mai stata. L'implementazione dell'improbabile, ed è in questo modo che devi pensare alla scienza. Cioè la scienza dà soluzioni, ma proprio perché non li domina immette improbabilità. Ecco la mia critica a una dimensione romantico-rurale della scienza in Heidegger e destinale astratto concettuale in Severino, perché quelli non parlano della tecnica, proprio perché non mettono a tema una dimensione fondamentale della tecnica, la sua improbabilità. E un'altra cosa, a proposito di eccedenza, ma questo lo vediamo nella vita comune, che la tecnica alza le aspettative più di quanto non dia soluzioni, e quindi costitutivamente delude. Questo voi lo vedete nella sanità. Se qualcuno muore, la colpa è del medico. Ma perché la colpa è del medico? Perché sulla scienza c'è un'aspettativa più alta della soluzione che la scienza ti può dare. E quindi
quindi questa dimensione della tecnica, altro che onnipotente. E quindi bisogna liberarsi da mostri sacri che qualcosa hanno indovinato, ma tanto hanno sbagliato. Perché in quel momento il Gestalt aveva colto delle cose importanti a Heidegger, ma per rispondere alle domande che poni tu, quell'Heidegger non ti basta più. Quindi noi siamo dinanzi a una dimensione ambigua nei confronti della tecnica. E tutte le cose di cui si parlava prima, no? La decrescita felice o meno felice, tutte le dinamiche ecologiche, no? Sono una paura sotto il segno dell'improbabile della tecnica. Non è più la paura del bestiale, ma è la paura dell'artificiale. Non è più quella dell'homo homini lupus, ma dell'uomo che, volendo dominare e produrre il massimo di sicurezza, cade in una terribile insicurezza. E quando io, scusate se vi cito, ho messo come sottotitolo del buon uso del mondo l'agire nella società del rischio, la dimensione in cui noi ci troviamo è una dimensione di rischio, che non è un qualcosa che contraddice il miglioramento che la tecnica ha prodotto, ma che si colloca appunto in quel divario tra innalzamento delle aspettative e possibilità delle soluzioni. Torno alla medicina perché, avendo scritto un libro sul dolore, molte volte mi capita di parlare con infermieri, medici. Prendete un esempio dell'eccedenza, una cardiopatia. Cosa facciamo? Facciamo il trapianto? Usiamo una terapia digitale? Mettiamo uno stent? Problema, qual è la cosa più utile rispetto a questo malato? Comincia a entrare la probabilità. Alla fine si decide per probabilità. Ma il malato, siccome uno e la famiglia ha quel malato lì e non è che puoi fare un esperimento perché se fallisce tutto, viene fuori uno stress da decisione. Stai male perché non sai cosa fare. Ecco l'eccedenza. Una eccedenza che non viene dalla penuria ma dal di più. E quando dico questo significano i molti, tanti punti interrogativi che io non trovo in altri libri. Forse credo che di questo non si è reso conto neanche Roberto, solo il lettore. E questa è l'onestà dello scrittore, l'onestà dello scrittore, rispetto appunto a quelle dinamiche assertorie. Ma se avete notato, anche nell'esposizione che Roberto ha fatto, dice questo è il dilemma, potremmo, dovremmo, no? Cioè è uno stile mentale. Ma guardate che questa cosa la faceva Socrate, quando a quello lì che era assertorio gli domandava: ma senti, tu cosa dici? Secondo me il DNA siracusano vuole far andare via schiavo. Allora questo è il punto. Allora, tornando alla questione che ho indicato, modello evolutivo, preso Hegel, no? E il tipo di problematiche in cui noi ci troviamo, il tipo di eccedenza. Ecco, la teoria dei sistemi, grosso modo, avendo un modello evolutivo alle spalle, come modello epistemologico, questa cosa in qualche modo l'aveva pensata. Certo Luhmann, certamente Betzon, no?
cioè la capacità che la differenziazione sottosistemica, attraverso uno scambio cibernetico di informazioni, in una situazione di Tüche, di contingenza perpetua, nella contingenza scambia quelle informazioni necessarie per reggere e darsi quelle trasformazioni che meglio la possono conservare. Il modello come modello è abbastanza persuasivo, ma non solo come modello astratto, perché io qui vi voglio raccontare la stessa storia con un altro punto di vista, senza con questo ridurre la drammaticità in cui noi siamo. Nella globalizzazione noi ci troviamo in uno spazio mondo che è diverso dall'astrazione hobbesiana. Dico astrazione hobbesiana perché, come ha dimostrato Leo Strauss, era troppo etico Hobbes per permettere a lui di essere realista come Machiavelli. Organizza lo Stato chi vince, doveva trovare un punto di legittimità per cui valesse per tutti quella istituzione lì, e quindi doveva fingere che gli uomini erano assolutamente nemici. Era una necessità di giustizia che doveva permettergli una finzione che permettesse a tutti di riconoscere l'autorità, cioè il principio di legittimità. In Machiavelli il principio di legittimità, da realista non c'è il principio di legittimità. E questo è molto importante anche oggi. Ecco, qual è la caratteristica del nostro mondo? Differenze, improbabilità, ma la caratteristica del nostro mondo è che oggi è interamente cointeressato, cioè tutti sono in tutto. Questo non annulla i guai, ma rende più coerente di quanto noi immaginiamo la società. Se voi ci pensate, gli storici si dibattono su Sarajevo e l'inizio della guerra mondiale. Perché è scoppiata quella guerra? Beh, è bastato il pretesto dell'assassinio di un principe perché partisse una guerra. Noi abbiamo avuto la sparizione dell'Unione Sovietica e non è successo niente in proporzione a quello che è sparito. La società ha assorbito l'11 settembre. Non dobbiamo dimenticare questa capacità di assorbimento che ha la società. Quindi io consiglierei di leggere molto meno Bauman perché fa male alla salute. Perché ci sono degli autori che poi diventano, ha scritto delle cose molto belle, basta leggere 3-4 libri, poi basta. Dico lui, ma potrei dire molti altri. Ci vuole un'igiene nel pensiero. Ecco, questo cointeresse è un elemento di scambio cibernetico di informazioni. Questo non vuol dire che non si producano eccedenze, e qui c'ha ragione Portinari, perché se non si producessero dovremmo negare lo spazio di contingenza in cui noi operiamo, ma noi operiamo costantemente nello spazio di contingenza, quindi per quanto i sistemi si informino saranno essi stessi sempre sotto eccedenza. E allora per muoversi dentro questa dinamica davvero ci vuole un pensiero nuovo, attrezzato a questa complessità. No? Quindi direi che il libro di Roberto, in questa storia delle fini, fa un'operazione di polizia e ci dice che guardate che con questi moduli intellettuali non ce la facciamo più. Dicendo questo gli dico preparati per il prossimo libro perché tutte le condizioni ci sono. Allora
Allora, secondo me, la dimensione, e qui si pone anche il problema della democrazia e della rappresentanza. È chiaro che il modello kantiano di cui parlava Elio prima è un modello impossibile, perché manca di territorio, di nomos. Ma già nel mondo si stanno disegnando, non so se avranno successo, delle macro aree che rappresentano blocchi di popolazioni più o meno omogenee e quindi hanno territorio e che possono nello spazio mondo ricostruire lo ius publicum del mondo, non europeo. E noi ce l'abbiamo già disegnato nel mondo. Abbiamo gli Stati Uniti, che non sono più assolutamente signori, anche se contrariamente a quello che si dice sono ancora più potenti. Molte volte si dà per liquidato il potere degli Stati Uniti, no, ridimensionato fortemente sì. Abbiamo la grande area nascente dell'America del Sud, non dobbiamo sottovalutare Lula, no? Cioè il Brasile sta facendo quello che nella sua utopia visionaria pensava Che Guevara quando parlava degli Stati Uniti del Sud America, ricordate? È un'altra area. Abbiamo la grande area indiana, la grande area cinese e l'area europea, di questo io sono convinto, ma la situazione è difficilissima, che non può sussistere, ma qui siamo dinanzi a un ostacolo insormontabile, senza che in questa Europa ci sia Pietro il Grande, cioè senza la Russia, perché è troppo piccola. E quella Russia appartiene all'Europa, per questo cito Pietro il Grande. Queste grandi macro aree possono regolare forse i giochi cointeressati. Oggi l'America, per quanto oggi la Cina non lo può abbattere perché i titoli americani ce l'hanno i cinesi, come fa ad abbattere? Quindi pensare a questo mondo obscenamente non è possibile. Ora, nella sua grandezza Schmitt era arrivato a questo confine, però non aveva la strumentazione, in quanto caratterizzato da un'idea di decisionismo politico, di poter capire questa nuova riadattatività sistemica in termini storico-evolutivi. No? E quindi sono uomini quelli destinati alla nostalgia. Bene, credo di avere dato un po' il disegno del libro e capite dopo quello che ha detto che per gustarsi bene il libro di Roberto bisogna partire dalle frasi con il punto interrogativo. Grazie professor Ladori per la grande lezione che ci ha dato, per la lettura della contemporaneità. Se qualcuno ritiene di... Sì, dicevo, se qualcuno ritiene di fare un intervento. E ho seguito con molta attenzione quello che è stato detto, il professore Portinaro, e voglio partire dall'ultima considerazione del professor Ragoli sulla questione dell'eccedenza. L'eccedenza, perché poi arrivare anche a quello che ha detto il Portinaro brevemente, però io ieri ho avuto l'occasione di stare con Sergio Lattucci di una giornata, siamo stati a lettera, c'è stata la metafora di questa scalata, e poi ieri abbiamo parlato raggiungendo Venticali, quindi è stato anche un itinerario, un percorso, è stato molto interessante, affascinante sentire questi discorsi, io non ho miti, quindi non ho dogmi, però ho letto e ho fatto le mie considerazioni e parto dal concetto di eccedenze per dire che c'è un punto di riferimento che non è un dogma, che è il concetto di limite.
c'è il concetto di limite importante, perché non è un'ideologia, la crescita, la prosperità senza crescita, la possibilità, diciamo, di avere che cosa? Una società armonica, una società che si fonda sulla ragione, perché tiene conto del senso del limite. Questo è perché il concetto del limite si fonda su una considerazione così semplice, che è quella che in un mondo finito non si può avere una crescita infinita. Questa è la considerazione, cioè, che mi sembra assolutamente difficile da smontare. C'è tutta una teoria che ci porta a capire cos'è il senso del limite, quindi non arrivare all'eccedenza. Voglio finire qui perché potrei continuare anche un po' per le esperienze che abbiamo fatto insieme con Roberto e anche negli anni precedenti, anche oggi con la Cruci, però e questo è il senso del mio intervento. Ho passato lentissimo, però è un percorso, è un tassello in più che è stato aggiunto e che probabilmente questa pubblicazione aggiungerà alle conoscenze e al sapere. Grazie. Do la parola al professor Portano. La questione del limite va allargata anche ad una dimensione antropologica, ad una dimensione che non sempre invece i teorici della decrescita tengono in sufficiente considerazione. C'è anche un limite un limite di sopportabilità delle privazioni, e che vale sia per coloro che non sono ancora arrivati a un certo livello di benessere e che quindi non sono disposti ad accettare il discorso del limite allo sviluppo per rallentare quelle che invece si stanno aprendo per loro grazie alla tecnologia, alle dinamiche economiche, come finalmente opportunità di crescita, di acquisizione del benessere. E ci sono dei limiti di sopportabilità delle privazioni che caratterizzano anche le popolazioni, diciamo pure, narcisisticamente soddisfatte e viziate del nostro Occidente, che non sono, se poi andiamo a verificarle, lo verifichiamo facilmente quando andiamo a votare, cioè che ci accorgiamo che determinati schieramenti che magari raccontano anche soltanto delle frottole, però ottengono un largo consenso proprio su alcune parole chiave che vanno in quella direzione. Non ci lasciamo portare via nemmeno un briciolo del nostro benessere, eccetera. Quindi ecco, questa dimensione antropologica secondo me è quella che realisticamente, secondo l'appello che viene dalle pagine anche di questo libro e che spiega tanti punti interrogativi, in fondo dobbiamo sempre tenere presente. No, qui un solo punto rispetto a quello che ha detto lei, veloce, che riprende la tematica molto seria dell'antropologia. Beh, una volta che tu hai, come dire, acquisito certi standard, è difficile che evidentemente possa spontaneamente rinunciare. Ma possono esserci dei passaggi nella storia, per esempio la crisi di oggi, che ti permettono di poter intravedere e creare una distinzione tra ciò che puoi togliere e ciò che devi mantenere, che era il classico esercizio degli epicurei che io racconto sempre: togliere ogni giorno un pochino per capire, non per rinunciare, perché sarebbe, ma per capire quello che mi serve e quello che non mi serve. Allora qui direi che il discorso da antropologico, e ne parlavamo già a tavola oggi, diventa un discorso pedagogico, cioè dire quale formazione noi diamo ai giovani. Ci sono tanti beni immateriali, beni di basso costo, ma che ti permettono di discernere quello che ti serve rispetto a quello che non ti serve. Ecco, che cosa noi diamo ai giovani per poter avere una condizione di sé, quello che io dico una pratica della virtù
come capacità di ordinare in modo efficace la propria potenza, tenendo conto che noi anche come individui siamo una potenza finita. Allora qui il problema, per affrontare questo problema antropologico, tu hai bisogno di un grande disegno pedagogico, sia nella nostra società. Ecco, allora non è che questa è la soluzione varia, però è l'unico modo attraverso cui puoi, quello che diceva Socrate, io non ho mai fatto politica, non ho chiesto rappresentanza, però ho fatto politica come pungolando i cittadini. A lui è finita male, potrebbe anche finire meglio, cioè non è che sia una cosa necessaria. Grazie. Allora c'è spazio per un ultimo intervento, perché noi alle 8 categoricamente dovremmo lasciare la sala. Ok, va bene. Tanto io volevo dire grazie, perché io non sono di Siracusa, sono di Catania, però quando ho venuto a sapere di questo incontro ho voluto esserci. Io volevo fare in realtà intanto il grazie, perché è stata una riflessione, un dibattito anche tra di voi, che è stato un crescendo di incontri, di incontrarsi, di spiegare meglio i concetti, ed è stato molto formativo come incontro. Per quanto mi riguarda, la cosa che mi ha fatto molto riflettere su questa dinamica, no? Tra quella che è l'ideologia e poi il concetto di Stato, e poi fondamentalmente quella che è la vita dell'essere umano. Secondo me c'è un aspetto fondamentale che secondo me non a caso sta venendo fuori a livello sociale, con per esempio l'incremento dei disturbi ansiosi in questo periodo rispetto agli anni precedenti. Poi perché, come diceva il professore, il terreno, no? ci sta un po' strisciando sotto i piedi e l'individuo ha paura, non sa come comportarsi, non ha le risposte. E allora, paradossalmente, io dico che questo periodo è un periodo però di grande creatività, perché la persona è una sorta di lotta per la sopravvivenza, cioè la persona non può o sceglie di soccombere oppure decide di mettersi in gioco, ed è inevitabile mettersi in gioco e quindi scoprire quali sono anche le risorse che io da persona posso avere dentro di me, cos'è che posso creare. E allora c'è davvero, secondo me, la nascita di un pensiero creativo, un pensiero nuovo, che può dare nuove strade rispetto a quelle già, diciamo, fatte da altri. E quindi secondo me è questo quello che rimane sempre, secondo me, dopo ogni grande crisi o stermini di massa che ci sono stati, cioè ritornare alla dignità della persona, all'irriducibilità di una soggettività che non deve essere per forza narcisista, ma una soggettività che inizia a dialogare con gli altri per trovare insieme delle nuove soluzioni. Quindi grazie per oggi, questo è ciò che penso, mettersi in gioco e creare, perché noi siamo appunto dotati, siamo animali razionali per fortuna, e la ragione, se ben condotta, può creare davvero, penso, soluzioni innovative e creative un po' per tutti. Grazie per il contributo. Allora, l'ultimo intervento. La cosa più pregevole che ho sentito questa sera, un solo particolare, è che l'Europa ha bisogno anche della Russia. Questo è secondo me il contributo più rilevante per tutta la nostra, perché attraverso questa via si esce da quel mare di frammenti e di insopportabili incertezze che ci opprimono quotidianamente. Non è vero che l'Europa non può affrontare la globalizzazione oppure ci deve vedere perdenti. L'Europa corre questo serio rischio se non c'è anche la Russia dentro. Questa è la cosa più interessante che ho ascoltato questa sera. Per quanto riguarda il futuro così oscuro come ci è stato in certi versi del reato, purtroppo è quasi una specie di medioevo tecnologico, è una mia espressione, scusate, che ho coniato io. Medioevo tecnologico perché non voglio certo dire che sia uguale al medioevo quello vero e proprio,
no? Anzi, le parole non devono ingannare sul concetto. L'aggettivo è quasi più importante del sostantivo e condiziona il concetto più del sostantivo stesso. Non deve far paura, però il Medioevo, che è un sostantivo, ovvero nella mia definizione, significa che il pensiero religioso torna in primissimo piano e che la vicenda che noi stiamo vivendo somiglia molto alla caduta dell'impero romano. Grazie, io brevissimo, permettetemi innanzitutto di ringraziare sia per Paolo Portinaro che Salvatore Natoli per le considerazioni, come dire, molto elogiative, di condivisione dei problemi che questo mio saggio, con cui ho provato a mettere a fuoco in questo mio saggio. E, come dire, io condivido molto, appunto, d'altra parte Natoli lo diceva, c'è non soltanto questo tema dell'eccedenza e anche come dire, i punti interrogativi con cui io attraverso un po' tutte le nuove istantanee, è vero, sono ricche di questo, perché il tema, e la dico così, è che quella dimensione di protezione e sicurezza che aveva retto la dinamica appunto tra soggettività e spazio politico determinato dello Stato, nel momento in cui evapora, si liquefa per il compimento della dimensione degli Stati, come dire, ha imposto e impone, non soltanto dal punto di vista esistenziale un po' a tutti noi, no? Ma proprio questa esigenza di eccedenza delle domande. Ecco, io ho provato a fare questo, se posso dire così, chiudendo, assumendo come impostazione di metodo quella che è una frase all'apparenza banale ma comunque condivisibile, ma ha una grande profondità di Wittgenstein, no? Il mondo è tutto ciò che accade, diceva Wittgenstein, cioè il mondo è tutto ciò che accade. Allora cosa ho provato a fare io, attraversando appunto queste categorie con alcune metafore, Marx rivisto adesso, che era stato messo come un cane morto dopo il crollo del muro, anche un po' prima e così via, no? Come dire, di pormi una serie di domande numerose a partire da questo assunto di Wittgenstein: il mondo è tutto ciò che accade. Cosa vuol dire questo? Che proprio perché il terreno si sbriciola oggettivamente sotto i piedi, le dimensioni delle sicurezze, della protezione, quello Stato che era nato, come dire, dalla culla alla tomba per proteggerci, ci siamo accorti che non c'è più materialmente, sposta e, come dire, inaugura l'esigenza di un altro tipo di domande. Quindi c'è una dimensione eccellente. E chiudo dicendo questo: qual è il paradosso? Quello che provo a dire in una parte del mio intervento, che proprio perché questo è accaduto e siamo dentro questa dimensione, come dire, di un destino comune in un mondo globale, quella che è stato lo spazio dell'agire politico, che ha sempre avuto rispetto alle altre sfere del sapere, ma anche delle dimensioni normative, pensa allo stesso diritto, perché la dimensione normativa è sempre derivata e seconda. La dimensione che è stata sempre eccedente è stato l'agire politico. Ora, cosa avvertiamo noi da alcuni decenni a questa parte? Che la dimensione politica fa fatica a conoscere processi costituenti. In un punto lo dicevo rispetto alla Costituzione europea, no? Ne abbiamo avvertito la necessità, ma paradossalmente nell'assenza di un'identità, di un demos europeo, ricorderete che nei due referendum la Francia e l'altro quale furono, l'Olanda mi pare, dissero no per dimensioni che, come dire, si contraddicevano a se stesse. Ecco, io credo che noi viviamo, ecco perché l'eccedenza, come ricordava Natoli, è, come dire, anche un'eccedenza delle domande rispetto al nostro tempo. E c'è un punto che a me mi ha convinto, non era nella discussione, che è una riflessione che Agamben, so che non è un autore che Natoli, come dire, no, ma in una riflessione che era legata al tema, al passaggio da Ratzinger a Papa Francesco, e per analogia la prendo la frase. Agamben diceva in questo libricino che è uscito con la Terza qualche mese fa, cioè che il punto è che noi da un po' di tempo, per una dimensione di legittima ma anche in parte carica di una ragionevole ideologia,
stiamo accentuando la nostra attenzione sul tema nel momento in cui si è sconnessa legalità e legittimità, più sul tema della legalità, mentre dovremmo ritornare al tema della legittimità. Guardate quanto è importante il tema del riconoscimento della legittimità. Ora lo chiudo qui guardando allo spazio politico della politica italiana. Vale per tutti i soggetti, da Siracusa a Palermo a Roma. Quindi in questo quadro di evaporazione della politica il punto non è quello che poi vediamo che diventa poi un'osservazione giudiziaria della legalità. Questa c'è, emerge, ma perché il tema della legittimità e del riconoscimento è venuto meno e si è andato evaporando. Allora o si ricostruisce a partire da qui, altrimenti noi non ce la faremo. Un'ultima considerazione, che è il tema della rappresentanza, che io lo dicevo poi rispetto a questo luogo comune che ora siamo tutti cittadini e quindi la democrazia è tutta diretta, no? Un po' ci siamo caduti, un po' c'è qualcuno che ci cade, no? Perché? Che cos'è la rappresentanza? Che cosa serve? Beh, con la rappresentanza noi rendiamo visibile ciò che è invisibile. Questa è la rappresentanza. Quindi, ecco, si collega al tema della legittimità o rilegittimazione del sistema politico e dei soggetti collettivi, ma ne evoca anche un altro. Oggi noi siamo di fronte al fatto che nella crisi degli Stati, nell'eccedenza che l'economico-finanziario ha costruito sul tema del politiche dello Stato fino a quando lo Stato-nazione teneva, oggi noi abbiamo una nuova dimensione trascendente che si chiama derivati. Non sappiamo chi sono, dove sono, è come se noi oggi avessimo un nuovo ordine, ordinum, senza localizzazione. Non ci può essere un ordine senza localizzazione. In questo senso perché trascendente? Perché è una riflessione che derivava come dire, sul frammento del capitalismo come religione di Walter Benjamin, che negli ultimi anni è tornata all'attenzione, no? Cioè i derivati sembrano veramente questa sorta di nuovo Dio, no? Molto secolarizzato, senza redenzione, e che però tiene le fila del mondo contemporaneo. Allora noi dobbiamo dare visibilità a tante cose, perché la rappresentanza ritorni a essere la nuova forma di mediazione tra soggetti e istituzioni. Ecco, il mio libro, qui ha ragione Natoli, è come dire veramente un rimando a tutti voi, chi gradirà insomma di volerlo leggere. Grazie.